comunicato da portare alla chiesa la domenica, no? Pensare, ripensare, aggiustare, è un vizio proprio dei predicatori, no? È una cosa che ho percepito proprio mentre ripensavo al messaggio di stamattina e dicevo, Signore, quanto tu sei buono con noi, quanto sei buono con noi, guarda, eh, tu porti a termine i tuoi piani per le nostre vite nonostante noi, no? Tu porti a termine i tuoi piani nelle nostre vite nonostante noi, nonostante quello che noi siamo, nonostante quello che noi facciamo, tu porti a termine il tuo piano. Magari non lo fai esattamente come avevi pensato all'inizio, c'è sempre il piano B, ma tu arrivi sempre alla fine, no? E la seconda cosa che ho pensato è che la Bibbia è il primo grande fratello della storia, no? Perché è una videocamera sulla vita di diverse persone, ok? Videocamera che riprende proprio le situazioni familiari, intime, no? delle persone, da cui noi possiamo imparare dai loro errori, dalle loro vittorie e dalle loro sconfitte. E quindi stamattina noi metteremo la nostra videocamerina in casa di una famiglia che ne ha combinate di cotte e di crude. No? Voi sapete che stiamo in questi 2 mesi, ottobre e novembre, parlando della famiglia. Okay? E non c'è stata famiglia più complicata e più difficile come la famiglia di Isacco. Okay? Quella è stata una famiglia che ne ha passate veramente troppe. Allora, già i figli, io torno a ripetere, ho 2 figli adolescenti, no? È un'età complicata, ma complicata, ok? Già loro da soli combinano, ok? Ma quando i genitori poi ci si mettono anche, allora diventa ancora più difficile la situazione, no? E quindi stamattina vedremo non tanto gli errori dei figli, ok? Ma vedremo gli errori dei genitori nei confronti dei figli. Non a caso ho chiamato questo messaggio di stamattina un amore sbagliato, no? Un amore sbagliato, cioè i genitori a volte pensano di fare qualcosa per amore dei propri figli, in realtà tante volte noi lo facciamo per noi stessi. Noi vedremo che stamattina questi genitori hanno fatto proprio questo errore, ok? Quindi preghiamo che il Signore ci possa guidare e prima di pregare però vorrei invitarvi ad aprire in Genesi capitolo 25, Genesi capitolo 25 dal versetto 19. E dice così la parola di Dio. Questi sono i discendenti di Isacco, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco. Isacco aveva 40 anni quando prese per moglie Rebecca, figlia di Betuel, l'arameo di Padan Aram, e sorella di Labano, l'arameo. Isacco implorò il Signore per sua moglie Rebecca, perché era sterile. Il Signore l'esaudì e Rebecca, sua moglie, concepì. I bambini si urtavano nel suo grembo ed ella disse, se è così, perché è vivo? E andò a consultare il Signore. Il Signore le disse, 2 nazioni sono nel tuo grembo e 2 popoli separati usciranno dal tuo seno. Uno dei 2 popoli sarà più forte dell'altro e il maggiore servirà il minore. Quando venne per lei il tempo di partorire, ecco che lei aveva 2 gemelli nel grembo. Il primo che nacque era rosso, peloso, come un mantello di pelo. Così fu chiamato Esaù. Dopo nacque suo fratello, che con la mano teneva il calcagno di Esaù e fu chiamato Giacobbe. Isacco aveva 60 anni quando Rebecca li partorì. I 2 bambini crebbero. Esaù divenne un esperto cacciatore, un uomo di campagna, e Giacobbe un uomo tranquillo che se ne stava nelle tende. Isacco amava Esaù perché la cacciagione era di suo gusto, Rebecca invece amava Giacobbe. Or mentre Giacobbe faceva cuocere una minestra, Esaù sopraggiunse dai campi tutto stanco. Esaù disse a Giacobbe, dammi per favore da mangiare un po' di questa minestra rossa, perché sono stanco. Perciò fu chiamato Edom. Giacobbe gli rispose, vendimi prima di tutto la tua primogenitura. Esaù disse, ecco, io sto morendo, a che mi serve la primogenitura? Giacobbe disse, prima giuramelo.
Esaù glielo giurò e vendette la sua primogenitura a Giacobbe. Allora Giacobbe diede a Esaù del pane e della minestra di lenticchie. Egli mangiò e bevve, poi si alzò e se ne andò. Fu in questo modo che Esaù disprezzò la sua primogenitura. Che testo fortissimo, molto forte. Questo ha portato veramente seri problemi, queste prime attitudini della famiglia, seri problemi per generazioni e generazioni. Okay? E noi vedremo nei particolari questo stamattina. Preghiamo che il Signore possa parlarci. Signore, nel nome di Gesù, noi ti chiediamo che tu possa parlare al cuore della tua Chiesa questa mattina. Come genitori noi abbiamo un grande privilegio, Signore, è quello di vedere nella vita dei nostri figli i tuoi progetti, quello che tu hai studiato per loro, Signore, perché tu li hai creati con delle caratteristiche ben precise, fisiche, psicologiche, relazionali, perché hai un progetto da sviluppare nelle loro vite. Ma, Signore, tante volte noi facciamo degli errori e quindi vogliamo capire, Signore, quali errori dobbiamo evitare per loro. Aiutaci a fare la nostra parte, nel nome di Cristo Gesù. Amen. C'è una cosa interessante nella informatica, no? Che si chiama codice sorgente. Non so se tu hai mai sentito parlare di che cos'è un codice sorgente, no? Sono le prime informazioni che il programmatore dà al computer. Oh? Più sono precise, ordinate, curate, più il computer lavorerà meglio per tutto il resto della sua vita lavorativa. Okay? È chiaro che poi bisogna che chi prende in mano il computer lo gestisca nel modo giusto. No? In questo caso il codice sorgente di Esaù e di Giacobbe erano già formati. Perché? Perché se voi avete letto per bene lì, Dio aveva un piano nella vita di questi due ragazzi, aveva un codice sorgente per ciascuno di loro. No? Quando la mamma è andata da Dio e ha detto, Signore, ma perché succede questo nel mio grembo? I due bambini si combattono l'uno con l'altro, no? E Dio ha detto, guarda, 2 nazioni sono nel tuo ventre. La prima sarà grande, la seconda sarà ancora più grande, ma io ho scelto Giacobbe perché guidi la nazione di Israele e sia il capostipite della nazione di Israele. Quindi nella mente di Dio il piano era già formato. Okay? E avevano 2 caratteri completamente diversi questi 2 bambini che sarebbero nati. Il primo, la parola di Dio lo chiama Esaù. Esaù letteralmente vuol dire peloso, villoso, okay? È nato pieno di pelo. E noi vedremo che il suo carattere era un carattere, prima di tutto decisionista, okay? Era una persona molto fisica, una persona molto forte anche fisicamente. Infatti noi vediamo che lui diventa poi un cacciatore, che esce fuori dalle tende, va a procurare il cibo per la famiglia. Insomma, è una persona che aveva delle caratteristiche ben precise. Sembra l'esempio del tipico capo, no? Di quello che deve prendere in mano e che porta avanti la situazione. In realtà ogni carattere ha i suoi lati positivi ma anche i suoi pericoli. Quindi Esaù poteva diventare tranquillamente una persona che poi è veramente diventata così, ma perché i genitori gli hanno dato una spintarella, una persona molto impulsiva, molto materialista e che non pensava alle conseguenze di quello che faceva. E noi in questo testo abbiamo visto che lui ha venduto la sua primogenitura. La primogenitura non era una roba da scherzo, era un privilegio spirituale, era colui che doveva prendere in mano la famiglia una volta che il capostipite, no? Il patriarca moriva, gli veniva dato il doppio dell'eredità ed era lui che doveva portare avanti tutta la baracca, era il capo, in poche parole, no? Ma lui veramente ha buttato all'aria tutto per una minestra di lenticchie. No? E noi vediamo una scena interessante, no? Che lui che rientra dai campi, entra nella tenda, mi immagino, no, la scena, perché è interessante che la Bibbia non ci racconta che lui probabilmente stava sudando, puzzava, no? È venuto dentro con una faccia come dire, adesso mangio mio fratello, no? Perché ho fame,
e non c'era niente pronto da mangiare e c'era suo fratello, dice che aveva un altro tipo di carattere, no? Giacobbe era un tipo di carattere, dice qua, che piaceva stare nelle tende, no? Quindi era una persona che piaceva cucinare, fare la chiacchierata con la mamma, no? Era quello che magari faceva anche un po' di cucito, chi lo sa, no? Questo non lo sappiamo biblicamente parlando, ma gli dice la parola di Dio che gli piaceva stare nelle tende, gli piaceva chiacchierare, non so come si dice qua a Treviso, a Mantova si dice bagolare, no? Ciacolare, gli piaceva ciacolare nella tenda, quindi era proprio il tipico ciacolone che stava volentieri insieme più spesso alle donne che non agli uomini. E quindi aveva un tipo di personalità completamente diversa, no? Però è interessante che Dio aveva già parlato ai genitori all'inizio di questa storia. Ti ricordi quando lui è nato, che abbiamo appena letto, no? Che c'era una particolarità. Quando Esaù è nato, è uscito fuori una mano dal ventre della mamma, è uscito fuori una mano che teneva il tallone di Esaù, no? E quindi lui è stato chiamato Giacobbe. Sai cosa vuol dire Giacobbe nella lingua ebraica? Vuol dire ingannatore o soppiantatore, ingannatore, gente. Quindi la sua personalità era una personalità che ingannava, ok? Dio aveva già comunicato una caratteristica del carattere di quel ragazzo lì ai genitori e Dio era stato molto chiaro con Rebecca. Gli ha detto: guarda che questo qua è un personaggio non da scherzo. Stai attento perché lui soppianterà e prenderà il tallone di molte persone. Sapete cosa significa il tallone? Figurativamente cosa rappresenta il tallone? E vuol dire la radice nella testa di un ebreo. Il tallone era la radice della personalità. Quindi lui era guarda cosa vuol dire questo, ha un significato spirituale profondo. Vuol dire che lui era capace di andare nella radice della personalità di chiunque incontrava e manipolare, prenderlo nel punto debole, no? In effetti, quando Esaù è entrato nella tenda, lui cosa ha fatto? Ah, io ti conosco. Qual è il suo punto debole? Il cibo, è chiaro. Lui è tutto il giorno fuori a lavorare, rientra nella tenda, c'ha una fame da lupo e io lo frego. E gente, lui ha fregato suo fratello. Lui ha ingannato suo fratello e per la prima volta ha manipolato una situazione che è andata a suo favore, sì, ma chiaramente questo ha provocato un terremoto spirituale. Perché questo ragazzo che è rientrato affamato e che non aveva la minima cognizione di quello che stava facendo, ha venduto niente di meno che la sua privilegio spirituale di essere il primogenito. La radice del suo essere è stata snaturata e lui è diventato, invece di essere un capo, è diventato un servo. Okay? Ma il problema non era qua. Perché a volte i nostri ragazzi, i nostri figli, fanno sì, okay? E combinano sì da soli, ma lì c'era un problema nei genitori. E la Bibbia è molto chiara quando ne parla. E dice, guarda il versetto 28 cosa dice. Isacco amava Esaù perché la cacciagione era di suo gusto, Rebecca invece amava Giacobbe. Ah, gente, che problema. Io ne ho due anch'io di figli, no? Un maschio e una femmina. E si dice generalmente che i papà sono molto legati alle femmine, ok? Mentre le mamme generalmente sono molto legate ai maschi, no? Perché? Perché compensano la nostra parte che non abbiamo e si crea sempre quel feeling particolare. Non sto qua a dirvi, fratelli, allora, e vi faccio una parentesi, adesso non sto parlando da pastore, sto parlando da papà. Okay? È inutile che ce la raccontiamo, c'è un nostro figlio sempre preferito, okay? È inevitabile questo. Perché? Perché c'è un feeling, perché c'è un rapporto particolare, perché con quello mi capisco, perché lui mi capisce e perché quando parliamo, insomma, ci intendiamo, ok? E quindi c'è sempre questo rapporto particolare con uno dei due figli, no? Ma un conto è che questo diventi un problema nella famiglia e un'altra cosa è che io sviluppi un rapporto anche con l'altro figlio. Ah, ma io ho un figlio solo, ok, allora il problema si trasferisce sui genitori. Perché o uno o l'altro, e gente, e i nostri figli sono selettivi. Loro sanno
porta a sfondare, per andare a manipolare la situazione. No? Loro sanno benissimo, no? Mi ricorderò sempre quando c'era mia figlia piccolina, no? Perché sembra che non sappiano quello che vogliono, ma lo sanno molto bene. Tutte le volte che in automatico, no? Lei aveva un problema di reflusso allo stomaco, non poteva mangiare cioccolata, ok? Perché cioccolata è un problema serio per uno stomaco con reflusso. Cosa succede? Tutte le volte che io rispondevo al telefono, lei passava con un cioccolatino così, no? E perché sapeva che io, in quel momento non non volevo dare attenzione perché con me passava sempre, no? Mi fregava sempre. Quindi, fratelli, questo è quello che stava succedendo. Perché questi due genitori facevano differenze? Perché uno amava un figlio in un modo, perché? Perché gli provocava un piacere. Uno diceva, guarda che la parola di Dio non nasconde niente. È interessante questa cosa, no? E dice la parola di Dio che Isacco amava Esaù perché gli preparava delle buone minestre. Allora vi faccio una domanda. Secondo voi era un amore sincero questo? Questo è un amore egoistico. Egoistico. E l'altra, la benedetta Rebecca, ok? Benedetta dal Signore, amava chi? Giacobbe, perché era un uomo che stava nelle tende, con cui si poteva chiacchierare, con cui si poteva fare convivialità. Mamma, cucino io oggi, non ti preoccupare, no? È così che lui faceva. Lui sapeva manipolare bene le situazioni. E fratelli, questo è stato il primo grande errore che questa famiglia ha commesso. Un amore egoistico, un amore che badava prima ai propri bisogni dei genitori e poi badava ai bisogni dei figli. Se questo figlio mi procura piacere, io lo amo. Se questo figlio non mi procura piacere, io non lo amo. Fratelli, una cosa molto interessante che noi dobbiamo fare nelle nostre case, con i figli con cui abbiamo meno feeling, ok? È mettersi in gioco. Mettersi in gioco. Sapete perché non vogliamo avere rapporti con la... Perché noi, non so se probabilmente funziona così in tutto il mondo, ma noi italiani siamo specialisti in questo, no? Come ho già detto, noi abbiamo, se in Italia ci sono 60 milioni di italiani, abbiamo 60 milioni e un partito politico, ok? Perché tutti pensano in modo diverso, ok? E anche noi facciamo il partito politico in casa, ci leghiamo con un figlio o con l'altro perché? Perché ci dà più piacere, no? Ma fratelli, mettersi in gioco è tutta un'altra faccenda. Allora tu devi affrontare il figlio che non ti ascolta, che non ti capisce quando parli, che ha caratteristiche completamente diverse da te e quindi tu ti devi abbassare al suo livello, avere un dialogo al suo livello e cercare di capire lui al suo livello. Ok? Faccio una parentesi qui. Per alcuni anni il Signore mi ha dato il privilegio di lavorare con un ministero che portava l'Evangelo attraverso clown e pupazzi, no? Ma in diversi posti, in scuole, in ospizi siamo andati anche, nei parchi, abbiamo fatto un ministero bellissimo. La prima volta che sono andato, i bambini mi guardavano come dire, ma questo qua cosa fa, no? Ma non vedo l'ora che finisca. Poi io perché poi ho una caratteristica, io sono tosto, no, di carattere, ma quando Dio comincia a parlarmi, ok, la mia testa comincia a cambiare. E ho detto, Signore, ma perché non mi stanno ascoltando? Ma perché non mi ascoltano? Ho passato una notte intera pregando il Signore per capire perché io non riesco a interagire con questi bambini. Sai cosa Dio mi ha detto? Mi ha detto, buttati in mezzo a loro. Ho detto, Signore, ma buttarsi in mezzo a loro? Buttati in mezzo a loro. Fratelli, la seconda festa che abbiamo fatto, i bambini sono impazziti dalla gioia. Ma sai perché? Perché mi sono buttato in mezzo a loro. Perché ho parlato come loro, ho pensato come loro, ho giocato con loro, mi sono messo alla stessa altezza. È così che funziona in famiglia. È così che funziona in famiglia, fratelli, dobbiamo metterci alla stessa altezza, dobbiamo metterci allo stesso livello, parlare la stessa lingua, perché se tu non fai, tu non conquisterai mai tuo figlio. Non conquisterai mai tuo figlio. Lui non deve vederti tante volte come un genitore, ma deve vederti come una persona che parla
la tua lingua, no? E gente, vi dico una cosa, e questo è il nucleo del Vangelo. Come Gesù è riuscito a comunicare la salvezza a noi? Diventando uomo come noi, prendendo le nostre caratteristiche, parlando come noi, vestendosi come noi, avendo i capelli lunghi come c'era nella sua epoca, la barba come c'era nella sua epoca, e lui era un uomo a tutti gli effetti. E se noi non facciamo questo, fratelli, noi non conquisteremo mai i nostri figli, mai. E vi dico una cosa, questi figli sono stati grandemente allontanati dai piani di Dio per causa dell'attitudine errata dei genitori. Loro li amavano perché gli procuravano un piacere. Questo non è amore, questo è egoismo. Egoismo. Sapete che questo ha portato un serissimo problema nella vita di tutti e due questi ragazzi. Io voglio leggerti un testo che si trova sempre in Genesi, capitolo 27, da 9 a 15. Adesso era il momento in cui la mamma ha architettato il piano maestro per ingannare il papà, ok? Perché lei amava Giacobbe e quindi ha architettato tutto un piano, dicendo, lei voleva la benedizione da parte di Isacco e quindi dà un ordine a Giacobbe e gli dice, va al gregge, prendimi 2 buoni capretti e io ne farò una pietanza saporita, guarda ancora il cibo, a volte mi sembra una famiglia napoletana questa, no? Io, mia moglie è di origine napoletana, quindi lei mi ha fregato con la tavola. E forse erano napoletani anche loro, non lo so. Ma proprio, ma interessante questa cosa, no? Che loro sapevano qual era il punto debole del papà, no? Quindi sono andati lì proprio a insistere su questo punto. Va al gregge, prendimi 2 buoni capretti e ne farò una pietanza saporita per tuo padre, di quelle che gli piacciono. Tu la porterai a tuo padre perché la mangi e così ti benedica prima che egli muoia. Quindi, prima che schiatti, prendiamo tutto quello che riusciamo. Gente, famiglia è questa. Famiglia. Giacobbe disse a Rebecca, sua madre, mio fratello Esaù è peloso, io no. Può darsi che mio padre mi tasti, mi consideri un impostore e mi attirerò addosso una maledizione invece di una benedizione. Quindi lui stava già considerando cosa gli conveniva fare o meno. Ok? Sua madre gli rispose, questa maledizione ricada su di me, figlio mio, ubbidisci pure alla mia voce e va a prendermi i capretti. Egli dunque andò a prenderli e li portò a sua madre. E sua madre ne preparò una pietanza saporita di quelle che gli piacevano al padre di lui. Poi Rebecca prese i più bei vestiti di Esaù, il suo figlio maggiore, i quali erano in casa presso di lei, e li fece indossare a Giacobbe, suo figlio minore. Con le pelli dei capretti gli coprì le mani e il collo che erano senza di lei. Poi mise in mano il pane che aveva preparato, eccetera, eccetera. Quindi non è solo un amore egoistico, ma è un amore che io chiamo un amore manipolativo, ok? Loro manipolavano le situazioni per ottenere quello che volevano, manipolavano, hanno ingannato il papà. Allora il papà era molto anziano, era quasi cieco, ok? Non riusciva a alzarsi dal letto, loro sapevano che gli piacevano il cibo, ma il ragazzo ha detto, mamma, ma guarda che lui capisce. Non ti preoccupare, figlio mio, facciamo così, tu vestiti da tuo fratello, parla come tuo fratello, ok? Vedrai che lui, mettiti queste pelli di capra sulle braccia, così se lui ti tasta, avevano già architettato tutto un piano organizzato per bene e il piano è riuscito. Allora, c'è una cosa molto interessante qua che succede, no? Perché loro sapevano che stavano facendo una cosa che non gradiva a Dio, ok? E il ragazzo ha avuto un sentore che poteva succedere qualcosa di brutto. Ha detto, mamma, se succede che lui mi riconosce, lui mi manda una maledizione, non una benedizione, che la maledizione ricada su di me.
Allora vi posso dire una cosa, fratelli. La maledizione è ricaduta su di lei. Sai perché? Perché dopo questo che lei ha combinato, questo piano benedetto che lei ha combinato, Giacobbe è dovuto scappare per 20 anni e la mamma non ha più rivisto né uno né l'altro figlio. Allora ti do una dritta per la tua vita. Non giocare con Dio sulla vita dei tuoi figli. Non giochiamo con Dio, perché Dio ci prende sul serio. Non cerchiamo di manipolare le situazioni, perché provate a pensare una cosa. Dio che codice sorgente aveva preparato per Giacobbe? Era lui o suo fratello che doveva guidare Israele? Lui. Quindi la mamma e il papà no, la mamma sapeva già chi doveva guidare Israele. Perché ha voluto manipolare la situazione? Perché ha voluto affrettare la cosa? Perché ha voluto proprio avere la cosa prima che Dio la facesse, no? Il nostro problema, fratelli, è che tante volte noi vogliamo le cose prima che arrivino, no? Prima che arrivino. Vi ricordate della storia dell'amico di Gesù, di Lazzaro, che è morto, e Gesù ha detto, aspettiamo ancora 3 giorni prima di andare là. Ti ricordi di questo episodio? Guarda che interessante questo, no? Sembra che Dio faccia apposta, no? Aspettiamo ancora 3 giorni prima di andare là. Ma Signore, ma sta morendo adesso. Aspettiamo 3 giorni. E 1, 2, 3 giorni sono passati e Gesù si presenta. E le 2 sorelle gli vanno incontro. Ah, Signore, se tu fossi stato qua. Sorella, vedi perché io sono la risurrezione e la vita. Arriva la seconda sorella. Ah, Signore, se tu fossi arrivato qua. Prima. Ma il Signore arriva sempre nel momento giusto. Il nostro problema è che noi vogliamo le cose prima, con i nostri tempi, no? Che cosa ha fregato la vita di Abramo volendo un successore? Ah? Ti ricordi l'episodio? È nato Ismaele, che è il capostipite della nazione araba, e tutt'oggi noi paghiamo le conseguenze della nascita di questo popolo. Perché? Perché Abramo non ha aspettato. Figlio della disobbedienza. Qui loro non sono stati capaci di aspettare. E cosa è successo? Quando si è compiuto il crimine, ok? La cosa è successa e la mamma ha detto, no, adesso figlio mio tu mi obbedisci, perché lei ha detto, obbedisci alla mia voce. Questo figlio è dovuto scappare e lei non ha più rivisto né uno né l'altro figlio. Gente, che maledizione. Tu vuoi manipolare la situazione perché tuo figlio abbia la benedizione di Dio prima del tempo, tu passerai per una maledizione. Non si gioca con Dio. Non si gioca con Dio. Queste 2 persone hanno giocato con Dio. Hanno giocato con Dio e hanno pagato serissime conseguenze. Pensaci bene una cosa. La parola Giacobbe, che si è trasformata il nome Giacobbe, che si è trasformato in Israele. Sai cosa vuol dire Israele? Vuol dire colui che lotta con Dio. Allora fate una domanda. Israele oggi non sta lottando ancora con Dio? 2500 anni di lotte con Dio perché una famiglia benedetta ha sbagliato amore verso i suoi figli. Dio conosce la cosa, Dio sa come funziona. Se noi lottiamo con Dio e noi vogliamo il meglio per i nostri figli e siamo disposti a passare sopra tutti i principi di Dio perché i nostri figli abbiano la benedizione, noi paghiamo delle serie conseguenze, generazioni future. E sai una cosa, sai chi erano i discendenti di Esaù? L'altro raffinato, no? Sai chi sono i discendenti di Esaù? Gli Edomiti. Sai chi sono gli Edomiti? Sono i capostipiti di tutti gli Erodi. Cosa hanno fatto gli Erodi in Israele? 2500 anni di errori che si sono ripetuti e ripetuti e ripetuti, e generazioni hanno imparato che cosa? Il bene e il male. Il male. Sapete dove è nato questo male? In una tenda, dove i genitori hanno avuto un amore sbagliato per i loro figli. Il primo un amore egoistico,
il secondo un amore che manipola. E ultima cosa che voglio dirti stamattina, non solo, il terzo tipo di attitudine sbagliata di questi genitori è stato un amore codardo, pauroso delle conseguenze di quello che loro hanno fatto. Guarda cosa dice 27 da 43 a 45. Ora figlio, ancora una volta, sta attenta, cosa dice? Ora figlio mio, obbedisci alla mia voce, ancora, insiste, obbedisci. Levati e fuggi a Caran, da mio fratello Labano, rimani laggiù finché il furore di tuo fratello sia passato, finché l'ira di tuo fratello si sia stornata da te ed egli abbia dimenticato quello che tu gli hai fatto. Allora io manderò a farti ritornare da laggiù, perché dovrei essere privata di voi due in uno stesso giorno. Ha perso tutte e due, in realtà. Quello che lei temeva si è verificato. Ma lei poteva in quel punto, no, dire, figlio, abbiamo sbagliato qualcosa. Chiamiamo tuo fratello, andiamo da tuo padre, che è il capostipite, facciamo una riunione di famiglia, chiediamo perdono, abbiamo sbagliato. Veramente è stato un momento così, ho pensato che era giusto ma ha portato delle serie conseguenze. Cosa ha fatto questa benedetta? Figlio, fuggi, scappa, perché non vi voglio perdere tutte e due, in realtà li ha persi veramente tutte e due. Far fuggire i propri figli dalle proprie responsabilità. Questo porta delle conseguenze serissime nelle loro vite. Io sono abituato a leggere la Bibbia in un modo molto a 360 gradi, no? Quando comincio a studiare la storia di una persona, la personalità, l'identità di una persona, vado fino in fondo. Giacobbe è scappato per 20 anni, fratelli, 20 anni. È andato a casa di suo zio, guarda la roba, è stato ingannato per 20 anni. Ingannato per 20 anni. Dio l'ha messo di fronte a uno specchio davanti al quale doveva specchiarsi tutti i giorni. Suo zio che lo imbrogliava, l'ha imbrogliato con la prima moglie, l'ha imbrogliato con la seconda, e poi lo imbrogliava con gli stipendi, e poi lo opprimeva con tante altre cose, e lui per 20 anni è impazzito. E sai cosa è stato? È stato solo per 20 anni. Interiormente era solo, non c'era sua mamma lì. Secondo te c'era sua mamma quando lui doveva tornare? Non c'era sua madre. Allora sua mamma nel momento più difficile della sua vita, quando doveva tornare indietro nella sua terra 20 anni dopo, per andare a chiedere perdono a suo fratello, finalmente dopo 20 anni. E sai in quei 20 anni cosa è successo? Che non ha mai sentito la voce di Dio. Per la prima volta dopo 20 anni Dio ha detto, adesso è ora che tu torni. Ma se tu leggi nella Bibbia la voce di Dio non si è mai sentita nella vita di questo ragazzo per 20 anni. Perché? Perché i genitori la mamma in particolar modo, l'ha amato di un amore codardo, l'ha fatto scappare dalle sue responsabilità. E sai una cosa che lui ha imparato a fare per tutta la vita? A scappare. Tanto che quando è tornato indietro, cosa Dio ha dovuto fare nella sua vita? Gli ha dovuto toccare nella gamba, che è il muscolo più forte del corpo, azzoppicare, appoggiarsi un bastone per dirgli, tu non devi più scappare, adesso devi affrontare la realtà. La cura della realtà è quella che a volte Dio ci fa, ma quando noi genitori abituiamo i nostri figli a scappare dalla responsabilità, questo li fa scappare da Dio, non dalla responsabilità. Sai chi c'era lì presente quando lui tornava per andare a chiedere perdono? Prima di tutto Dio. E poi se tu vai a leggi quel testo lì più avanti. Dio ha dovuto mandare degli angeli per confortare Giacobbe e dirgli sono qua con te, perché la mamma non c'era, non era presente, perché il suo era un amore sbagliato. Fratelli, era un amore sbagliato, un amore egoistico, un amore che manipolava ed un amore codardo, che faceva scappare suo figlio dalla responsabilità. Ha 147 anni di vita, Giacobbe, ok?
Giacobbe ha avuto anche delle benedizioni perché Dio ha portato a termine il suo piano nella sua vita. Lui è diventato veramente Israele. Ti ricordi che ha avuto un figlio meraviglioso che si chiamava Giuseppe, ok? E Giuseppe è diventato il viceré d'Egitto, la seconda persona più importante del mondo di quell'epoca, ok? E ha portato il papà in Egitto per soggiornare, hanno soggiornato per 400 anni poi il popolo. Ma c'è una confessione, fratelli, amara di Giacobbe davanti al faraone. Il faraone gli ha chiesto, ma tu quanti anni hai? Risposta di Giacobbe, gli ha detto, gli anni della mia vita nomade sono 140, ma gli anni della mia vita sono stati pochi e molto travagliati. Sai perché? Genitori. Genitori hanno amato questi figli in un modo totalmente errato e la sua vita è stata un disastro. Dio ha portato a termine il suo piano? Sì, ma io metto tra parentesi, con quanta sofferenza. La vita di Giacobbe non è stata una vita piena, è stata una vita di sofferenza, perché i genitori non hanno amato come dovevano. Io so che, e ve lo dico sempre alla fine dei miei messaggi, no? Prima di tutto Dio parla con me, quindi questo è per me questo messaggio, come genitore, ok? Non so se tu sei genitore o no, forse un giorno lo diventerai, ma questo messaggio è anche per te. Noi genitori facciamo tanti errori, questo è inevitabile, ok? Cerchiamo di farne sempre meno. Io dico che il Signore è buono, stamattina ci ha mostrato che noi possiamo essere dei genitori più responsabili. Mettiamoci a livello dei nostri figli, parliamo con loro. Non comportiamoci troppo come genitori, ma a volte dobbiamo comportarci anche come fratelli o come amici. La settimana scorsa, con mia figlia, no? Io ho visto che lei sta passando un momento complicato, 15 anni. Ha cominciato a parlare con me del suo disagio, quello che aveva dentro. E io, fratelli, sono arrivato a un certo punto che non sapevo cosa dirgli. Proprio non, ho detto, Signore, ma cosa gli dico adesso? Ha ragione? Ha ragione. Sapete, l'unica cosa che sono stato capace di fare non è stato forzato, no? Ho cominciato a piangere con lei. Sai cosa ha sortito questa cosa? È sortito che lei mi è saltata al collo e mi ha detto, ti voglio bene, papà. E io gli ho detto, più che papà, io sono un tuo fratello, perché mia figlia è convertita e battezzata. Oggi tu mi devi vedere come un fratello e io sarò tuo fratello fino a quando tu avrai bisogno. Gente, queste sono cose che fanno bene. Ma noi non possiamo amare i nostri figli di un amore egoistico. Fargli fare quello che noi desideriamo solo perché ci fa piacere. A volte dobbiamo lasciarli andare, lasciare la briglia lunga, sapendo che il Signore è nel controllo delle loro vite. Non impediamo al Signore di essere Signore. Detto in poche parole, lasciamo che Dio sia Dio nelle vite dei nostri figli. Amen? Preghiamo. Signore Dio nostro, noi vogliamo ringraziarti. Padre, guardando la vita dei nostri figli, noi ci rendiamo conto, Signore, noi stessi siamo stati figli. Quante volte, Signore, abbiamo sbagliato con loro? Quante volte, Signore, abbiamo scelto uno più che l'altro perché avevamo più feeling, Signore. Che amore egoistico. Perdonaci, Signore, per questo. Aiutaci a prendere le loro vite e a investirle, Signore, di
di responsabilità, di un amore, Signore, che a volte fa male a loro, perché l'amore fa anche male. Gesù ce l'ha dimostrato, per amare Lui è andato in croce. Ma Signore, che Tu possa darci un cuore di padre come Tu sei padre, per capire cosa è il meglio per loro, Signore. Aiutaci a mettere sempre le loro esigenze, Signore, le giuste esigenze che loro hanno, al di sopra delle nostre, Signore. Noi siamo chiamati a servirli. Signore, che Tu possa benedire questa Chiesa attraverso questi insegnamenti. Grazie, Signore, perché quando veniamo a Te, Signore, apprendo la Tua parola, Tu ci dai sempre le due alternative, Signore, la via giusta e la via sbagliata. Signore, che Tu possa benedire la Tua Chiesa e che la Tua Chiesa possa scegliere la via giusta. Ti ringraziamo per questo, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Bene, invito il gruppo di lode e noi adoreremo adesso il Signore con le nostre decime, con le nostre offerte, se i fratelli possono venire. Grazie.